Siamo al quinto Festival internazionale del folklore qui a Vicari. Sono presenti a questa serata tantissime nazioni, come possiamo sentire un altro gruppo folcloristico ha iniziato a suonare e a ballare sul palco per questa grandissima serata a Vicari. Siamo con l'assessore Contino del comune di Vicari. Salve assessore, allora siamo nel bel mezzo di questa manifestazione. Sì, un grande evento che noi ripetiamo ogni anno perché vogliamo portare in questa piccola cittadina il folklore del mondo, proprio per aprire le porte al mondo, come ci dice il nostro slogan, il folklore che è portatore di integrazione, socializzazione, aggregazione, tutto quanto c'è di buono nella vita, perché dobbiamo creare nei nostri ragazzi un sentimento di pace e di fratellanza verso il prossimo. Allora, oltre tutte le nazioni che hanno partecipato e stanno partecipando questa sera, abbiamo anche dei siciliani, giusto? Sì, il folklore siciliano è importante anche perché è molto vario, perché noi entriamo dal folklore di Agrigento con il folklore siciliano, poi arriviamo al folklore di Casteltermini con il gruppo Taratà, fino ad arrivare a Balestrate e perché no anche il nostro gruppo sbandieratori di Vicari, quindi la nostra Sicilia si fa ben sentire in tutto il mondo con un suo folklore molto particolare, ricco di storia e di cultura. Questa sera lei il ruolo e anche come presentatore, quindi. Beh, il mio ruolo è quello di organizzare e di cercare di portare il massimo in questa meravigliosa cittadina. Purtroppo mi vesto anche in questo ruolo indegno, ma purtroppo lo devo fare perché conosco i ragazzi, conosco i gruppi e mi cimento anche in questo lavoro, insomma. È un bene organizzare questi eventi per la comunità. È bellissimo, io dico che è bellissimo perché si sta sempre a contatto con i giovani, con i gruppi, con gente che arriva da tutte le parti del mondo e questo vi devo dire mi rinforza tanto e mi fa ritornare indietro nel tempo e mi fa ringiovanire di tanti anni. Per lei stare sul palco è un po' come una palestra? Sicuramente è una palestra, il folklore è una palestra di vita, sicuramente, come lo sport. Col folklore si aggrega, si sta vicino ad altra gente, si impara a innamorarsi e a trasmettere amore verso altre gente, anche gente che non ha la fortuna di avere le ricchezze economiche e sociali del nostro paese, però ognuno di noi dà quello che può.
questo caso Vicari è molto ospitale come paese, quindi sta dando il massimo di sé. Sicuramente sì, se noi siamo arrivati a questa quinta edizione è perché nelle edizioni precedenti Vicari ha sempre dato il massimo, è stato sempre accogliente e quindi, ed è una ricchezza che abbiamo acquisito nella nostra cittadina e ne vogliamo fare probabilmente un tesoro. Vicari, città d'arte e del folklore, sarà il nostro emblema. Grazie Assessore Contino, Grazie a voi, prego, grazie. può continuare a presentare, Grazie. vada, vada. Siamo con il signor sindaco del comune di Vicari, Gaetano Calato, meglio conosciuto come Danilo Calato. Danilo Calato. Allora, salve signor sindaco, piacere. Molto Una lieve. grandissima manifestazione per il comune di Vicari. Sì, oltretutto è la quinta edizione, devo dire che si è migliorata nel tempo, nel senso che sono aumentati i gruppi, sono aumentate le partecipazioni, è aumentata la presenza di cittadini vicaresi e di ospiti dei paesi limitrofi e speriamo di continuare con questo ritmo e di portare sempre nuovi gruppi. È bello avere tutte queste popolazioni, possiamo dire così, qua a Vicari. Per quale motivo? Cosa possono dare loro a Vicari? Ormai insomma, siamo in un mondo globalizzato, è chiaro che le lingue, la conoscenza delle lingue, la cultura che si espande, la conoscenza delle varie caste, delle varie tribù, dei popoli in generale ormai attraversa il mondo. Vicari vuole essere un punto di riferimento, sappiamo quali sono i nostri limiti, siamo una piccola cittadina, però per quello che possiamo fare ce la mettiamo tutta, speriamo di avere sempre più successo. È bello vedere tutti appunto questi popoli che si esibiscono, ognuno che trasmette la propria cultura. Certo, non ci sono dubbi, oltretutto ormai c'è un'integrazione, devo dire ormai a livello anche europeo, devo dire che i popoli soprattutto dell'est si fanno conoscere sempre di più, l'Europa si ingrandisce continuamente, speriamo che questo ci permetta anche di superare questa crisi che attualmente ci attenaglia. Essendo che siamo a Vicari, due parole proprio sul gruppo folcloristico di Vicari. Vicari vanta questi giovani del castello che hanno iniziato tanto tempo fa, forse con ambizioni limitate, nel tempo invece hanno dimostrato di avere grossissime possibilità, si stanno facendo conoscere a livello regionale, sono andati anche in giro per l'Italia e devo dire che ci sono buone possibilità di espandersi anche in paesi europei. Горько плакались и девки, як я оженился. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, горько плакались и девки, як я оженился.
Salve, buonasera, italiano? Sì, sì. Ah, aspetta. Ah, ok, salve, buonasera. Quante ore provate prima di potervi esibire sul palco? Quanti anni? Quanti mesi? È da anni che facciamo questa esibizione. Il Ballo dei Pastori è una vecchia storia di Balestrate. È una cosa che abbiamo fatto da mio padre, mio fratello, di tante. Ah, quindi si tramanda da famiglia in famiglia, da generazione in generazione, ma quante ore si provano? Come funziona? Un periodo all'anno vi mettete a provare prima dell'estate? Come funziona? Prima di Carnevale, diciamo. Proviamo prima di Carnevale, ora stiamo facendo il periodo estivo pure però in tutto l'anno, diciamo, pratichiamo il Ballo dei Pastori.